eroi. Occhio, occhio. Allenati, giovani, pellegrini, pellegrina non voglio dire, camminano e basta. Questi va a recuperarsi, no? Io sono Don Francesco, sono il rettore di questo santuario. E, allora voi come sapete già siete al santuario che è anche basilica dei Santi Martiri Vittore e Corona. Allora questo complesso è costituito dalla chiesa che è medievale perché è stata consacrata nel 1101, quindi ha ormai 925 anni, no, di vita. E questa parte qui, che è invece il convento, che è stato costruito successivamente, come vi dirò, alla fine del 1400. Prima della costruzione del convento, qui esisteva, chiamiamolo castello, chiamiamolo fortezza, chiamiamolo postazione militare, non sappiamo con precisione, ma sappiamo con certezza che questo era il punto di difesa principale della città di Feltre, che vedete laggiù sullo sfondo. Vedete questo piccolo colle in cima, come dire, svetta la torre di Feltre, sulla sinistra adesso non si vede tanto, c'è il castello cosiddetto di Alboino. Voi siete arrivati, penso, da questa strada qua sotto, sì. È una strada che viene, diremo così, che mette in collegamento Feltre con la pianura, in genere con Trevino, poi con Padova, e se poi andate lì ad affacciarvi vedrete che qua sotto è il punto più stretto della valle, tant'è vero che si chiama la chiusa, no? La chiusa. Dunque il punto più stretto era il punto maggiormente difendibile con facilità. Qui esisteva tutta una struttura militare con una torre, qui dietro il santuario, sul primo colle, si chiama la Rocchetta, c'erano ancora i resti delle fondazioni di questa torre che faceva da vedetta. Nel 1400 Feltre si affida alla protezione di Venezia e i veneziani avevano questa abitudine.
quando arrivavano loro radevano a terra tutte le strutture militari esistenti. Perché bisognava evitare che i sottoposti rialzassero di questo luogo. Adesso non so, io forse è meglio che aspettiamo gli ultimi o siete tutti qua voi? Sono andati a prendere le Solo il microfono. Non so se mi sentite. Sì. Allora, guardando la facciata della chiesa, immagino che più di qualcuno dica: ma che alta e che stretta, sembra una torre, è un po' sproporzionata. Effettivamente non è la facciata della chiesa originaria. Palco unico invece originariamente era su più piani, era molto più bello. Vedete, questa è stata da un architetto dell'epoca, qui nel territorio era abbastanza famoso, l'architetto Segusini, che tra l'altro è anche l'autore del campanile della cattedrale di Belluno. Quindi insomma era uno a cui si faceva dai monaci che sono stati chiamati qui dalla Chiesa, poi le intemperie, i temporali, i fulmini hanno fatto cadere e evidentemente non c'erano grandi risorse in quel momento e l'hanno fatto un po' addirittura così. Vedete che in questa facciata sopra la porta c'era il castonato di Boemia e di Sigismondo d'Austria, che sono venuti qui non in pellegrinaggio come vedremo poi. Ecco, allora adesso possiamo entrare. Ecco, entrando, quando arrivate il microfono potete girare. Posso farvi vedere questo bronzo che rappresenta un sacerdote che nel secolo scorso ha vissuto qui per 60 anni. Si chiama Monsignor Giulio Gai, che diocesi che sono state unificate. A quel tempo ancora no, e lui è stato, diciamo così, all'inizio del Novecento il fondatore dell'azione cattolica della diocesi di Trento, ha avuto contatti diretti con Don Sturzo, il fondatore del Partito Popolare, con gli esercizi spirituali un po' per tutti i gruppi di azione cattolica, dai bambini piccoli ai giovani, agli adulti politici, perché era un uomo di clara saggezza. Ecco, se venite avanti, qui avete una delle immagini in fondo, a sinistra il castello di Albolino, anche la chiesa lì, sopra la gradinata è ancora esistente, e qua sotto sulla destra il santuario in cima. Come il santuario, come lo vedete lì, queste lunette sono state realizzate nel 1600. Il santuario del 1600. Qui abbiamo un'altra visita illustre, come vedete scritto nel 1354 viene qui, in realtà Carlo IV di Boemia ha prelevato dall'Aia il capo, il teschio di San Vittore, e l'ha portato a Praga, perché stava fondato nel 2012, è stato portato per un grande lungo perso, perché si era un po' perso questo. Nella cattedrale, sì, larga ma per disprezzo, perché è stato dovuto trovare niente, e dice la leggenda che rimanga cieco. Quei giorni, diciamo così, è come San Paolo, no? La prima qui davanti a me va a vedere l'arrivo dell'arca con la cassa che conserva le reliquie dei santi. La predicata è attorno alla 1000, quindi prima della costruzione dell'attuale santuario. Esisteva con tutta probabilità data all'arrivo delle reliquie. Si dice che il cavallo che pregava il carro con le reliquie ai piedi bloccati e più nessuno fosse capace di farli muovere. Hanno provato di prendere dalla sua stalla la buca o la pietra che aveva e di portarla sul luogo dove c'erano le reliquie, di dire, vedete lì sul colle
regalo al santuario di 1100 euro nell'anno di consacrazione del santuario. Ora, queste richieste sono state prestate originariamente sulle 1600. Sì, sì, è stato il santuario. Il santuario è stato eretto dalla diocesi all'arrivo e alla costruzione del convento e all'arrivo dei primi 9 di monaci isolani di San Girolamo. La congregazione dei padri Somaschi. I padri Somaschi sono quelli fondati dal veneziano San Girolamo Emiliani o San Girolamo Piani, non so se avete mai sentito parlare. Ecco, e loro hanno avuto qui praticamente cent'anni. Forse salendo con il pulmino non avete notato, ma appena presa la salita in fondo sulla destra c'è una piccola cappellina, c'è un sentiero, la via delle Bacchette, e salendo ci sono 6 livelli. Questa strada, no, non una via Crucis, no, una specie di Monte Santo, no, la salita al Monte Santo, le cappelle. L'ultima, quella qua giù, sul tornante, dove avete visto, si chiama la Cappella dell'Angelo, o meglio il Camminello dell'Angelo. Eccoci. Qui potete avere uno squarcio sul chiostro, il chiostro di fine 400, con una doppia serie, no, arcate sopra, e vedete la cupola oggi da questa parte. Potete vedere la meridiana, anche quella restaurata. Il chiostro al centro ha un pozzo. Questo colle, il Monte Miesna, non ha sorgenti d'acqua. Allora i monaci, costruendo il convento, si riforniva attraverso l'acqua piovana. I fluviali ancora oggi vanno tutti all'interno, e poi ci sono le copie di raccolta, l'acqua finita la cisterna e la legge possibilissima. Ecco, qui stanno ancora edificando il santuario. Vidore in partenza per la crociata. Questo Giovanni Castellani era Giovanni da Vidore, meglio noto come Giovanni da Vidore, era il padre del vescovo Arboni. Si dice che parte per la crociata del 1096. Ecco qua. Ecco, qui vedete la mano, sembra quella della scuola di Tommaso da Modena, artista medievale Tommaso da Modena, che ha lasciato molte. Eccoci, allora possiamo dire.
diremo così, 3 cicli pittorici e 3 autori di riferimento principali. Qui questo transetto che narra, così, mi si chiedeva chi erano questi santi martiri. Erano martiri del secondo secolo. Dobbiamo risalire con molta probabilità, erano martiri di origine orientale. Chiamando a sacrificare all'imperatore, come chiedevano spesse volte, no, i romani, Vittorio si professa cristiano, non proprio nel sacrificio e viene cambiato al martirio. Lei cristiana si deve essere pubblicamente almeno secondo la massima. Qui, nella parte più bassa, proprio il martirio di Santa Colonna, la vediamo dipinta bene sul quadro, qui in basso a sinistra, vicino alla fine sta concluso, la basso dice che alla fine è morto perché adesso se ne passio, storicamente poi non sappiamo. Il primo ciclo pittorico, Vittore da Bologna. Il primo pittorico è quello che viene scritto alla scuola di Giotto. Allora questo lo vediamo al centro di Cristo con una mandorla, guardando dal nostro punto di vista a sinistra c'è Maria con i santi, a destra c'è la croce, sotto sono i cristiani in cammino sulla sinistra, no? Verso Cristo il regno dei cieli, l'angelo con la tromba che viene a suonare, no? Proprio per dire che il male distrugge, le figurazioni medievali, quello non può essere sempre dai servi di Maria come immagine di riferimento, e Maria allarga le braccia e sotto il suo manto la parola di Maria che intercede. Santo Stefano, una delle più antiche, forse delle più belle di Maria, il Padre di Misericordia, in questa congregazione un po' religiosa. Ed è l'arca dei Santi Martiri, dopo vedremo. Quell'arca conserva l'interno in cui sono Tonino, si chiamava Tonino, nell'anno 202 fece traslare le reliquie di Sant'Elia, già così scientifiche fatte all'Università di Padova quando c'è stata l'ultima apertura. All'interno c'era la presenza di pollini proprio dell'epoca e di quella zona. Quindi così abbiamo varie conferme che le ossa conservate, croniche del 14 maggio, vede una corsa di popolo che si dicono messa dalle 6 del mattino a tutte le ore praticamente, no? Come anche se anche il pomeriggio, le varie parrocchie vengono già piedi, no? Come segno proprio di devozione, di attaccamento, no? Dei Santi Martiri. Le testine, ancora San Vittorio e Santa Colonna, anche quelle si rifanno come belle perché viene chiamato dei canti musicanti, perché se osservato il suono del flauto, non so ricostruire questi strumenti medievali e si può ascoltare davvero le melodie, insomma, e gli strumenti propri del. Sicuramente è un dipinto del 1200, XIII secolo. Dobbiamo tenere presente che San Francesco è morto nel 1200. Questa stessa posizione a specchio, con Bonaventura credo nella mano sinistra e la mano a destra alzata così. Ha il cappuccio sulla destra, barba, baffi, il segno delle stigmate, l'aureola, e quella ancora che dà 1213. Vuol dire 9 anni, 9 volte, la stessa immagine. Un altro dipinto del maestro, viene chiamato maestro Tessini,
perché il cappuccio giù? La canzone è stata fatta sul primitivo canone rappresentativo di San Gesù. Quindi anche questa immagine è molto antica e ha una caratteristica che si vede pochissime volte. Vedete che è un mantello, non è proprio, un mantello bianco a righe. Una studiosa di storia dell'arte che Chiara Fioroni, mi pare si chiama, non so se qualcuno l'ho sentita nominare, che è stato il tessuto di latino, sarebbe un tessuto molto povero, fatto con lane di colori diversi in modo da creare le righe, ma che era il mantello dei poveri. Per cui per modo di rappresentare qui ha fatto una scelta, tanto c'è chi dice che sia Santa Chiara, però quella donna in realtà non è mistero, perché di Santa Chiara, almeno che sappia io, noi abbiamo una raffigurazione